Siamo in questa situazione, il bianco gioca cavallo per C6, qui tutti ci aspettiamo pedone per C6, ma qui il nero trova una deliziosa soluzione. Cavallo G3, 2 punti esclamativi. È matto, bisogna per forza catturare. Si cattura e dopo pedone per G3 arriva questa minaccia che bisogna parare in qualche modo, altrimenti è matto, e dopo alfiere H2 ovviamente pedone per sicuramente è un'ottima mossa, ma qui il nero scusami, trova una soluzione devastante. Riesci a vederla? Ti lascio qualche secondo. E la soluzione è sacrificio di donna sul cavallo, con l'idea che se mi catturi la donna, alla prossima io ti do scacco matto e il re non può scappare in giuno perché c'è l'alfiere. Il bianco vede questa soluzione e gioca l'intermedia torre C5, così poi il mio re può scappare in G1, ma dopo torre per G2 il re scappa e ancora per poco. Scacco matto.